con Claudio Borghi Aquilini. Riproviamo. Era un po' che sembrava che la trasmissione dei video in diretta su X andasse particolarmente bene, ma ecco che siamo stati rapidamente smentiti. Vediamo un po' se adesso funziona, perché devo vedere se salgono le visualizzazioni. Prima c'erano già un botto di persone online, ma ahimè, evidentemente qualcosa non è andato, si è bloccato tutto. Adesso non so voi cosa steste vedendo, ma aspettiamo anche qui di tornare con il numero legale. Ovviamente ce ne vuole un po' perché non so cosa è successo, proprio era bloccata l'app. Evidentemente non sono abituati a vedere arrivare troppe persone su un video in diretta. Vabbè, comunque insomma dai, adesso chi non c'è arriverà. Stavo dicendo, ricomincio, grazie, direttina fatta per celebrare il fatto che abbiamo fatto il record di like per un post di politica, se togliamo quelli dei leader di partito, con il post quello che diciamo dava 10 punti per cui sarebbe opportuno lasciare l'OMS. Dicevo che ci tenevo a condividere questo con voi, innanzitutto perché appunto siete voi che mettete i like e quindi in ogni caso è un successo vostro, non mio. Dall'altra parte perché l'argomento l'avete sollevato voi. Io mi ricordo perfettamente quando era un giorno in cui eravamo a Roma a fare uno dei primissimi eventi post pandemia, in un locale per eventi a Via del Corso. Mi ricordo perfettamente, giornata caldissima. E fra le tante cose che ogni tanto mi vengono segnalate e che probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi non hanno fondamento, oppure non c'entrano con quello che potrei fare io o simili, c'era una cosa che quel giorno aveva, diciamo, sollevato di molto il livello del rumore, vale a dire, Claudio, dovete attivarvi perché se non fate qualcosa entro un giorno particolare che non mi ricordo quale fosse, a quel punto l'OMS prende il potere assoluto, no? Allora, era evidentemente lievemente esagerato, ecco, secondo me come idea, ma avevo guardato le carte e c'era un fondo di verità, vale a dire non era quel giorno lì, non era quel momento lì, non era assolutamente niente che riguardava il potere assoluto, ma effettivamente era stato messo in cucina, diciamo così, quello che poi sarebbe diventato il possibile trattato pandemico. Trattato pandemico vale a dire un trattato in cui l'OMS meditava di vincolare a questo punto tutti gli stati aderenti a determinate politiche che come chi ha saputo e chi ha visto le epopee relative al MES o alle stesse cose dell'Unione Europea, una volta che c'è il trattato internazionale, dopodiché prendere e toglierlo è un problema. Allora, essendo che il trattato internazionale richiede, proprio per esperienza nostra, ecco, con altri trattati sciagurati che abbiamo firmato, richiede un attento esame, avevo cominciato a studiarmi le pratiche. Per me, prima di studiarmi le pratiche, l'OMS era semplicemente uno di quegli enti inutili che andavano a pioggia sull'ONU, ecco, cioè nella mia testa era enti inutili dove c'è un sacco di gente che mangia e beve, ma senza particolari pericoli. Il trattato pandemico oggettivamente era una cosa pericolosa. Era una cosa pericolosa perché, seppur non riguardava niente rispetto al potere assoluto, cose che vedevo scrivere, però dall'altra parte aveva in sé degli elementi di possibile grande pericolosità, perché il nocciolo del punto era: in caso di pandemia, a questo punto l'OMS
è in grado di poter dare delle questioni vincolanti agli stati che si sono impegnati con questo trattato. Voi capite che, tenuto presente che la pandemia poi la dichiaravano loro, c'era un problemino di base non piccolo. Cioè io ho un organismo totalmente antidemocratico, messo lì con l'immunità assoluta e totale, come poteva essere il MES, che ha il potere di dichiarare la pandemia, e potrebbe farlo anche per l'epidemia di raffreddore, no? E una volta dichiarato la pandemia assume dei poteri vincolanti nei confronti degli Stati membri. Ecco, questo sinceramente non mi suonava bene. Questo oggettivamente, fra le tante segnalazioni farlocche che ogni tanto ricevo, in questo caso devo dire vi ringrazio, perché è stata una segnalazione corretta. Seppur appunto la specifica questione era falsa, quando avevate, diciamo, acceso il mio interesse, dall'altra parte invece c'era un fondo di verità, no? E su questo fondo di verità bisognava oggettivamente combattere. A questo punto, una volta studiato, voi lo sapete come faccio, no? Di solito, l'avevo fatto anche con la World Bank, altra cosa su cui volendo sarebbe da, diciamo, sarebbe molto utile avere qualcuno dentro che monitori bene che cosa sta succedendo, ecco, qualcuno dei nostri, virgolette. Ci sto lavorando su. Comunque, in una maniera o nell'altra, quando in generale voglio cominciare a capire cos'è una cosa, prendo bilanci. Stessa roba che ho fatto con la Todde, cioè a un certo punto, quando vedevo che la Todde vantava delle cose un po' strane, cioè tipo sono un ingegnere e poi non lo era, o cose di questo tipo, sono andato a vedere lei che vantava come sua grande esperienza quella di essere stata amministratore delegato di Ridata. Vai a prendere i bilanci. Nei bilanci, in una maniera o nell'altra, trovi tante cose interessanti. Sarà la deformazione da vecchio analista di bilancio, quindi normalmente se tu vuoi guardare che com'è una società quotata in borsa, la prima cosa che fai, prendi il bilancio, insomma, poi dopodiché poi approfondisci. Non è che dentro nel bilancio c'è tutto e non è che c'è la verità. Però, insomma, alcune cose interessanti le capisci. E aprendo il bilancio dell'OMS c'era da mettersi le mani nei capelli, quei pochi che mi rimangono. Perché, in buona sostanza, indipendentemente da quello che facevano, cioè mettiamo anche che facessero delle cose invece non potenzialmente eversive, come era il trattato pandemico, ma facessero cose buone, purtroppo i numeri non confortavano un qualsiasi tipo di giudizio positivo nei confronti di questa realtà, perché in buona sostanza quasi tutto andava in sedi, stipendi, viaggi e così via, e poi gli aiuti ai paesi poveri o così tipo erano le briciole delle briciole. Diciamo che forse la cosa che saltava più all'occhio, dato che c'è nella parte del bilancio diviso anche per zone geografiche, no? Andando a prendere quello normalmente per cui viene argomentato che l'OMS è utilissima, cioè vale a dire si aiutano i paesi poveri, i bambini dell'Africa, no? Queste cose qua, che lo sentite che suona strano, cioè quando c'è bambini dell'Africa, dovete, in teoria, nella vostra testa deve sempre scattare un piccolo allarme stile Pandoro, Pandoro Ferragni, cioè cioè il bambino dell'Africa normalmente è esattamente lo strumento tale per cui se uno è un truffatore cerca di fare leva su la compassione altrui per poter avere dei fondi. Ecco, tu vai a prendere un bilancio di 3 miliardi e qualcosa, e su 3 miliardi e qualcosa vedi che medicine e apparecchiature mediche per l'Africa sono 45 milioni. Ma se un bilancio è 3 miliardi e mezzo, quindi sono 3.500, no, milioni, e all'Africa in termini di medicine e aiuti, che poi per la maggior parte dei casi sono ovviamente i soliti vaccini, la cifra dedicata è poco più dell'1%,
perché su 3.500, 45, siamo a poco più dell'1%. Non c'è qualcosa che suona male? E allora a quel punto poi vai a vedere cos'è l'ammontare in stipendi. Guardi l'ammontare di stipendi senza voler fare il grillino, semplicemente per capire come funziona. È ovvio che se uno è bravissimo, gli stipendi sono giusti. Però tu vai a prendere gli stipendi, no, del personale OMS, dividi, e vedi la cifra, dividi per il numero di dipendenti e vedi che stiamo parlando di circa, adesso non è che mi ricordo, sono 120, 130, adesso non mi ricordo, c'è più di 100, fra 100 e 150 mila euro all'anno di stipendio, con la caratteristica che questi simpatici carrozzoni internazionali o similari sono esentasse. Quindi lo stipendio medio diviso per dipendenti, che include centralinisti, segretari, manutentori, cose di questo tipo, è 150.000 euro netti. Il lievissimo pensiero, ma proprio piccolo piccolo, è che il primo pensiero di questi soggetti non sia esattamente i bambini dell'Africa, cioè che il primo scopo, no, di questa organizzazione, dove ci sono 8.000 e qualcosa persone, se non mi ricordo male, che guadagnano 100 e passa mila euro netti, esentasse, ti viene. Sarà forse che l'interesse dell'OMS è se stesso? Così la butto lì. E poi vai a vedere ancora e vedi che più del numero degli stipendi sono le consulenze. Le consulenze possono essere qualsiasi cosa, con cui uno si guadagna il consenso, con cui uno si guadagna... perché sai, c'è il professor X, venga professor X, mi scrive per favore che questa cosa va benissimo, qui ci sarebbe una bellissima borsa di studio da 2 milioni per lei se scrive sta roba qua. Aspetti, guardi, adesso vado a controllare. Senza nessun tipo di controllo, cioè potrebbero anche essere dati, la consulenza per quanto mi riguarda potrebbe anche essere mazzetta, cioè non c'è nessun tipo di controllo, uno può consullere per qualsiasi cosa. Quindi essendo che non c'è ovviamente l'elenco dettagliato di chi fa consulenza che cosa, se io vado da un dittatore dell'Africa o da qualche faccendiere di qualche dittatore dell'Africa e mi faccio portare 20 ragazze in camera e poi dico che consulenza per procacciamento personale, ecco fatta la consulenza. Quindi sono abbastanza vecchio ed esperto di voci curiose all'interno di grandi organizzazioni. Lavoravo per una banca grande, no, per sapere più o meno come funziona. Per cui, per quanto mi riguarda, io se vedo consulenze 1 miliardo e qualcosa, per me può tranquillamente essere mazzetta per 1 miliardo e 4. Quindi abbiamo stipendi, possibili mazzette, no? E già solo con questo vanno per 2/3 del bilancio. Poi ci sono le sedi da mantenere, cose di questo tipo, i voli che sono clamorosi, cioè le spese di viaggio per l'OMS Africa sono superiori come costo rispetto a la quantità di farmaci distribuiti, no, per la popolazione. E quindi questa roba qua è molto semplicemente uno schifo. È uno schifo, è una cosa vergognosa, per cui le possibilità alla fine, dopo aver fatto tutta la due diligence necessaria per questo caso particolare, ripeto, segnalato da voi, è molto semplice. O questi meditano di prendere più potere tramite strumenti come il trattato pandemico, e nel qual caso vanno rifiutati in modo verticale, vanno bloccati, perché c'è già troppa gente che ci mangia in testa e che ci dice che cosa dobbiamo fare con strumenti non democratici. Dall'Unione Europea in giù siamo subissati di cose, non si può non fare perché questo qui, perché il trattato, perché lo vuole l'Europa, perché lo vuole il mondo, perché lo vuole l'ONU. Ecco. Ne abbiamo abbastanza, ce ne manca un altro, no, che ci viene a dire che cosa dobbiamo fare, no? Allora, giorno 1 sulle mascherine, giorno 2 giù le mascherine, no, ecco, non mi sembra il caso. Se invece non hanno potere specifico ed è semplicemente un'opinione come tante, ecco, mi
mi viene da dire, beh, allora a quel punto mi spiace, ma il tipo di mangiatoia che appare dai bilanci è del tutto ingiustificata, non si capisce per quale motivo noi dovremmo appoggiare uno strumento di questo tipo. Poi certo che se tu vai a parlare con chi ci mangia, ti dirà che è la cosa più fondamentale del mondo. No, grazie al nostro ufficio di Berlino siamo riusciti a scoprire a mani nude, ti diranno la qualunque, ti diranno che se non ci fossero stati loro erano tutti morti, per cui, cioè, non è certo andando a chiedere a loro che cosa fanno o chi poi ha avuto magari la sua parte della mangiatoia, no? E così via, che ti dirà che vanno benissimo. Io so solo che è una cosa ovviamente che è fuori da ogni tipo di controllo democratico, che gli stati normali già hanno, perché sennò altrimenti che ci fa un istituto superiore di sanità? Cioè non ho capito, se non esiste più l'OMS, l'Istituto Superiore di Sanità è perso nel nulla, non sa più che cosa si scopre della medicina nel mondo. Ora io capisco nel 47, quando magari le informazioni arrivavano prima col tam tam, poi dopo Piccione Viaggiatore, dopodiché Piero Fregata, no? E così così, tipo, oh attenzione, qui c'è un'epidemia di qualcosa, diamo l'avviso. Ok, ma adesso veramente quello che succede anche nelle basi artiche, noi credo che lo sappiamo con la webcam, per cui non si capisce che altro c'è. Poi ce l'hanno fatta fette con l'autorità della comunità scientifica, che in ogni momento fa uscire gli studi, il preprint, il peer review, no? E cose di questo tipo, e noi dobbiamo prendere quello che ci dice l'OMS, che oltretutto, se avesse, mi verrebbe da dire, un track record di aver capito, no, bene che cosa, fra i tanti messaggi, quali sono quelli effettivamente da seguire e quali no, si è visto durante la pandemia, dove avrebbe dovuto, diciamo così, rifulgere, no, l'utilità dell'OMS. Purtroppo mi spiace, ma non l'abbiamo vista, ecco, questa particolare utilità, anzi abbiamo visto il contrario, abbiamo visto un ente che un giorno ci diceva che le mascherine servivano, il giorno dopo che non servivano, il giorno che si trasmette da uomo a uomo, poi che non si trasmette, prima che poi era la Cina, ma che non è origine animale, ma che non è origine del laboratorio, adesso forse laboratorio, ma perché lo dice la CIA, perché è cambiata l'amministrazione americana. E diciamo il grande contributo, no, che noi adesso abbiamo avuto dall'OMS per questo durante la pandemia sono, come dice Alberto Bagnai, sono i cartelli che ci sono ogni tanto nei locali dove ti dicono come lavarsi le mani, ecco. Vabbè, allora una parte di questi miliardi giustamente deve andare alla mia povera mamma, che da quando ero bambino non mi aveva fatto vedere com'è che si lavava le manine, ecco, no? Mettiamola così, quindi diciamo che non è il caso. Per cui stiamo parlando di una cosa che alla meglio stiamo parlando di una roba inutile, con stipendi e costi assolutamente faraonici, altro che Faraone, presidente della commissione Covid, aiuto ai tradito, ecco, no? Questi sono gli stipendi faraonici. E dall'altra parte abbiamo anche qui la cosa lievemente fastidiosa dell'immunità totale, no? Perché così come il MES, no? E così via, è una delle cose che è piaciuta subito, no? A questi degli organismi sovranazionali quando sono stati formati nel 47, era che una volta che entravi nel club la pacchia era totale, cioè alla fine tu venivi messo all'ONU, venivi messo all'OMS, venivi messo alla CE, alla FAO o tutte quelle robe lì, basta, la tua fortuna era fatta, perché eri inamovibile, quindi non c'era quel piccolo problema che abbiamo noi politici cattivi, no? Che ogni 4 anni veniamo messi al giudizio vostro, e quindi se per caso non abbiamo fatto bene il nostro mestiere ci mandate giustamente a casa. Non aveva quel piccolo problema delle tasse, no? Motivo per cui Cottarelli, che lui veniva da uno di questi organismi, no? Lui era nell'Ocse, totalmente esentasse, pensione a, non mi ricordo, 40 anni, qualcosa del genere, però dall'Ocse esentasse, no? Vi ricordate, col ditino puntato, diceva ci vuole più tassazione, seminari, certo. Poi
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ha provato a venire in Parlamento, è durato 3 mesi, no? Diciamo che siete pazzi. Torno nel mio dorato ambiente e figurarsi se sto qua in questo posto. E quindi veramente non si capisce perché chi in questo momento aveva questa pacchia, ma l'aggiunta della pacchia era anche il fatto ma scusate, noi siamo un organismo internazionale, quindi non può esserci nessun giudice che ci viene a giudicare, essendo che noi siamo un organismo internazionale, no? Per cui esenzione totale, no? Immunità totale. Quindi è la cosa incredibile che quelli che li difendono a spada tratta, no, pazzi, viva OMS, sono gli stessi che dicono, pazzo, vuol rimettere l'immunità parlamentare. Ma benedetti figlioli, l'immunità parlamentare aveva un senso e ha un senso costituzionale, cioè vale a dire serve che per i vostri rappresentanti, quelli che scegliete voi, non vengano intimoriti o intimiditi da chiunque che volendo li può seppellire con accuse infondate o similari, oppure può distorcere il vostro volere, cioè il vostro voto, prendendone uno e mettendolo in galera così a capocchia, no? Perché tanto in ogni caso lui può. E quindi voi immaginate il caso di una votazione decisiva, no? Dove c'è uno, allora aspetta che c'è uno, lo chiappiamo, lo acciuffiamo con un'accusa così e poi c'è tutto tempo poi di dichiararlo innocente, nel frattempo questo non vota. Per cui cioè, l'immunità parlamentare qualche senso in teoria doveva pure averlo, ma l'immunità parlamentare cioè l'immunità totale se uno è dell'OMS, ma mi spiegate voi che diamine è, no? Cioè non è che uno dovrebbe essere soggetto dalle leggi nel paese in cui va a lavorare, no? Come normalmente succede, no, immunità totale. Voi capite che, insomma, non è che sono geloso, cioè non andrei lì, no, a lavorare perché non è il mio mestiere, ma se fosse appena una cosa che da lontano fosse relativa alle mie competenze, insomma, un pensierino potrei anche farcelo, no? Cioè, immunità totale, esentasse e nessuno che ti manda via, no? Sai che problema c'è? Quindi, da quel lato lì non mi sembrava esattamente tanto meritevole di tutela, ecco, mettiamola così, l'OMS. E poi, oggettivamente, spulciando il bilancio e arrivando in fondo, arrivi agli azionisti. E dice, ma dovrebbe essere un organismo internazionale, quindi gli azionisti sono gli stati membri, no? Ognuno che decide per la sua quota parte di contributo. Peccato però che la maggior parte dei contributi invece sono dei privati. E privati oltretutto che assomigliano abbastanza a un privato, no? Perché in una maniera o nell'altra, se noi mettiamo assieme il contributo della Bill e Melinda Gates Foundation e della Gavi Alliance, che è sempre Bill Gates, il quale poi a sua volta sono quelli che stanno dietro magari gli startup tipo Moderna, no? E similari, cioè guarda caso sempre quel business che è quello che fino adesso era sempre stato considerato il più lucroso, no? Cioè vale a dire quello dei vaccini. Allora a quel punto ti viene il lievissimo sospetto che non solo ci sia del personale che è lì a farsi i cavoli propri, ma in aggiunta dei cavoli propri può essere, ed è pure peggio, che questo personale strapagato immune si faccia i cavoli di qualcun altro. E questo cavolo di qualcun altro potrebbe anche non essere allineato con le tue esigenze di salute, ma con le sue esigenze di vendita. Ora, non ci vuole esattamente un genio del marketing per capire perché di tutte le possibili fonti di cura e cose di questo tipo il vaccino è quella che viene visto come migliore in assoluto, no? Cioè supponete che ci sia per una qualsiasi malattia una pasticca, no? Di una medicina che ti fa passare quella malattia. Oppure c'è il vaccino. Dal punto di vista del marketing non è che ci vuole il genio della scienza per capire che se è una malattia che prendono in 1000 su una popolazione di 1 milione
significa che tu vendi 1000 pasticche. Se invece la tua idea è io ne vaccino 1 milione così nessuno la prende, ma oltretutto la prendono uguale, quindi poi gli vendi pure la pasticca, perché poi chissà come mai, no? Anche se c'è il 99% questo tipo la malattia, poi c'è sempre, vedi casi morbillo di questi tempi, no? Cioè, quindi tu puoi avere anche tutti vaccinati, ma stranamente il morbillo o chi per esso torna sempre, o peggio ancora il caso del Covid, dove più vaccinavi e più contagiavano, no? Lo vedete? Ecco, abbiamo fatto la vaccinazione, adesso siamo a posto, picco di contagi. Poi c'erano sempre le scuse, ma è la variante Delta, ma la variante Omicron, così di questo tipo. Il risultato però era quello. Cioè, mentre avevi Draghi che ti diceva, se tu hai il Green Pass e quindi sei vaccinato, hai la certezza di essere con persone che non contagiano, e invece un cavolo, anzi, probabilmente contagiavi pure di più perché, oh che bello, sono vaccinato, aspetta un po', vieni qua, un abbraccione, e similari, e quindi poi ne portavi in giro ancora di più. Fatto sta che in ogni caso l'aspetto, diciamo, clamorosamente economico del fatto di dire la differenza è fra vendere 1 milione di dosi perché tutti lo devono fare e vendere 100 pasticche perché 100 c'è il rischio che si ammalino, non devo essere io a spiegarvela. NB, voi lo sapete adesso cos'è il passaggio successivo, no? E perché i vaccini stanno cominciando a diventare un po' meno interessanti. Il passaggio successivo, lo sapete? Sì, lo sapete. Cos'è? Sono le cose che stanno vendendo a manetta in questo momento. Le cose da prendere ogni giorno. Che possa essere cos'è il medicinale più venduto, no? Il pantoprazolo, cioè per la acidità di stomaco. Perché? Perché lo devi prendere ogni giorno. Le cose per dimagrire, cose di questo tipo, ogni settimana, ogni mese, cioè, capito? Un qualcosa tale per cui tu devi prenderlo perennemente. E questo sarà il prossimo passaggio ulteriore. Evidentemente, quando poi tutti cominceranno a prendere la medicina che devi prendere ogni giorno, il passaggio successivo sarà quella che invece ti fa proprio benissimo, quelli che dovrai prendere ogni ora, no? Cioè, capito? L'importante è riuscire ad andare sempre di più coi costi e coi guadagni. È un'azienda, non c'è nessun tipo di beneficenza rispetto a chi fa farmaci. E quindi cioè, come faccio io ovviamente a mettere la croce su uno che vende il suo prodotto e che quindi ne deve vendere il più possibile? Cioè, è ovvio che ragioneranno così. Certo che se chi ragiona così, legittimamente, dal mio punto di vista, controlla anche quello che ha l'ambizione di dover dire con un certo tipo di autorità a tutto il mondo che cosa fare, ti viene il lieve sospetto. Cioè, immaginate che ci sia a un certo punto tutto il mondo che si deve adeguare alle prescrizioni alimentari della OMC, cioè Organizzazione Mondiale del Cibo, no? E tutti devono fare esattamente quella cosa lì, devi fare anche il trattato perché tu così ti obblighiamo a fare questo, fare quest'altro, e a un certo punto vedi che il maggiore azionista è McDonald's. E a un certo punto ti dicono guarda, un bel hamburgerone ogni giorno e vedrai che starai benissimo. Magari ti viene qualche lieve sospetto che potrebbero esserci forse degli altri interessi, ecco, no? Niente di particolarmente strano. Il fatto che non sia strano però non significa che noi dobbiamo foraggiare questi soggetti, e quindi da lì deriva la critica all'OMS, che risale a tempo fa, cioè non è che nasce con Trump, cioè chi dice ma perché adesso che si è svegliato Trump ti svegli tu? No, non è che adesso che si è svegliato Trump mi sveglio io, mi ero già svegliato da tempo. Quel post lì che stiamo celebrando oggi per essere il post su X con più like della storia della politica italiana, è di un anno fa. Quindi vedete bene che non c'entra niente, non potevo immaginare o sapere che Trump sarebbe stato rieletto e che l'avrebbe fatto come prima cosa nei suoi primi giorni quello di segnare subito al primo giorno l'ordine esecutivo per uscire dall'OMS e NB. Poi chiudo. Cioè, patetico lo spin di oggi, ha cambiato idea
un tubo, cioè ordine esecutivo depositato, no? E basta guardarsi, io sono andato per scrupolo a vedere che cosa ha detto a Las Vegas, era in mezzo a un'ovazione, cioè siamo usciti dalla messa, folla applaudente, no? Questo tipo, figurarsi se gli sarebbe anche solo passato per la testa l'idea di dire ma no, ci ho ripensato. Era del tutto ipotetico, ha detto ma se in futuro poi dopo azzerano tutto, cose di questo tipo, e ci ripenseremo. Quindi spin di giornata anche abbastanza volgare. Fatto sta che in realtà noi avevamo cominciato già da tempo. Avevamo anche, virgolette, fatto qualcosa, perché quando l'assemblea, chi ha seguito nei dettagli le cose che avevamo fatto, l'assemblea dell'OMS di quest'estate era quella che doveva fare il trattato pandemico. C'erano state delle pressioni terribili per riuscire a dire dovete dare l'ok al trattato pandemico. Avevamo fatto dietro le quinte, vi ricordate le mie interrogazioni a Schillaci e così di questo tipo, ma insomma dietro le quinte c'è stato un lavoro molto proficuo con gli alleati di governo, segnatamente con Fratelli d'Italia. Questo per chi pensa che sono cose di battagliuzze fra partiti di maggioranza e così via. No, cioè non ho nessun problema a dire che quest'estate abbiamo fatto gioco di squadra, in particolar modo io, Romeo, per la Lega e Lucio Malan e il capogruppo di Fratelli d'Italia e il sottosegretario di Fratelli d'Italia alla sanità, e siamo riusciti a contribuire per la nostra parte, non siamo stati gli unici, però a contribuire per la nostra parte a far sì che il trattato pandemico non venisse approvato. Per cui cioè è una roba totalmente che si innesta in una problematica che noi avevamo assolutamente ben chiaro. Abbiamo sentito in Parlamento molti di quegli avvocati internazionali che ogni tanto si sentono anche insomma quando si deve parlare delle questioni del MES, che ci hanno spiegato alcune cose, alcune le sapevamo già, alcune non le sapevamo, per inquadrare meglio la situazione. E infatti abbiamo contribuito a non far passare il trattato pandemico. Per cui abbiamo semplicemente, perché adesso? Perché ovviamente, essendo che Trump ha fatto così, quello che in passato era considerato un passo non realistico, non può essere, cioè una roba, scusate, giusto per dire, all'OMS ci aderisce tutto il mondo. Se fosse stata solo l'Italia che diceva a noi usciamo dall'OMS, la gente ci prendeva per matti. Cioè, veramente bisogna separare quello che uno pensa di vorrebbe fare con la bacchetta magica, no? E cose di questo tipo, e quello che è realistico. Cioè, non è cosa, cioè una roba dove sono tutti dentro, e tutti dalla Russia, cose di questo tipo, arriva l'Italia, no? Unica al mondo, e dice no, noi usciamo. Mi piacerebbe, per carità, poter pensare di avere questa bellissima libertà di pensiero, ma non è così. Differente è se escono gli Stati Uniti. Allora, a quel punto, se gli Stati Uniti dicono no, basta l'OMS, vedrete che altri ne arrivano. Anche perché poi non ci vuole molto, no, a fare degli accordi di scambio di informazioni alternativi o così di questo tipo. A quel punto diventa veramente multilaterale. Cosa credete? Che poi dopo 2 secondi non arriverà il G7 salute o chi per esso, no, dove ci si scambia lo stesso informazioni senza dover passare dal carrozzone mondiale? Cioè, ogni volta che c'è io ho fatto il G7 dei Copasir, immaginate un po', cioè quindi utile, certo, sì, ci si scambia informazioni su come funziona bene dalle altre parti, in modo tale da cercare di prendere le best practice, no? Non c'è la sede del G7 dei Copasir o di qualcosa, cioè il G7 è un formato che funziona, poi c'è il G20, puoi farlo G quanto vuoi, senza bisogno di avere della gente sparsa per il mondo che spadroneggia senza particolare titolo di farne. Per cui è ovvio che è un'occasione che va presa. Cosa saranno i prossimi passi? Ovviamente i prossimi passi saranno discussione con gli alleati, dove confido di trovare appoggio, anche perché insomma
è un po' difficile per una maggioranza appunto atlantista dover dire no, uscire dall'OMS è una cazzata quando lo stanno facendo gli Stati Uniti. No, cioè, io potrei capire cioè una specie di cosa opposta, no? Perché paradossalmente se tu fai delle cose che non piacciono all'Unione Europea, allora sei un putiniano, allora così. Se fai quelle che piacciono agli Stati Uniti, allora no, cioè non è che uno può essere solo atlantista se gli Stati Uniti fanno le cavolate woke dei democratici e allora va bene, ci adeguiamo perché è quello che dobbiamo fare. Dovrebbe essere il contrario, dovreste essere che tu hai delle tue idee e qualora trovi altri stati, fra cui utile averne alcuni molto importanti, come il caso degli Stati Uniti, che vogliono fare delle cose che anche tu vorresti fare, e nel qual caso bene, perché se hai degli ottimi compagni di viaggio, ecco, mettiamola così, in questa cosa non sei da solo, non sei l'unico che prova a scassare l'ordine mondiale, no? Ma hai qualcuno che ti si appoggia con delle spalle anche un pochettino più larghe delle tue. Per cui troveremo prima l'accordo con gli alleati, intanto siamo in 2000 qua, quasi a mezzanotte di domenica. Bellissimo. Bene, saluti a tutti. Poi un giorno o l'altro scoprirete anche che se avete come si chiama? Se avete la spunta blu, no? su X, perché cosa forse potete anche commentare, perché al momento non mi pare che si possa, se non mi ricordo male, in questo formato, però posso sbagliare. Però intanto vedo che siete 2000. E il punto è quindi che adesso noi cercheremo di condividere con gli alleati e confido di trovare condivisione, quantomeno in Fratelli d'Italia, dopodiché qualora nel deprecabile caso la condivisione non la trovassi, porteremo in ogni caso avanti la cosa, cioè porteremo a casa e poi dopo, una volta arrivati a un qualche voto, ognuno si prenderà le sue responsabilità, perché cioè, alla fine la politica è riuscire a trovare il 51%, no? Però capite bene che in molti casi bisogna anche vincere un po' di inerzia. Vorrei ricordare che si è arrivati al voto sul MES per una mozione dell'opposizione, perché altrimenti, no, se fosse stato soltanto per la maggioranza, già eravamo persi in 2000 discorsi, ma no, perché forse potremmo fare una cosa tale per cui gli si mette la postilla che lo approviamo, ma diciamo che non lo usiamo, no? C'è tutte queste boiate che ho cercato di smontare in tutti i modi, dove si è arrivati spalle al muro, no? per votare, e fortunatamente poi si è votato bene, e quanto bene lo stiamo vedendo adesso, dopo che si sono girate le carte dei problemi degli altri paesi europei, è stato perché la mozione era dell'opposizione, quindi eri obbligato a votarla. E quindi se per caso non ci dovesse essere, cosa che io spero proprio di no, ma non ci dovesse essere accordo immediato fra gli alleati, lo porteremo in votazione e poi dopo ognuno si prenderà le sue responsabilità del caso. Però di sicuro non la molliamo lì, ecco, questa cosa non è una sparatina che noi facciamo e poi domani non se ne parla più, no? Cioè, mi sembra assolutamente doveroso. Intanto nel frattempo faremo un po' di informazione. Non nascondo che il mio sogno è riuscire a portare qui in Italia Kennedy, che nella sua nuova veste di ministro della sanità potrà in modo americano, potrà dirci in modo assolutamente autorevole com'è il loro punto di vista, e se si riesce a fare questa cosa capite che secondo me avremo fatto un buon passo avanti nel far comprendere insomma a tutti di che cosa si sta parlando, perché sennò altrimenti se aspettiamo che un parlamentare legga sui giornali che cos'è il perché e il per come della nostra proposta, è finita. Ci sarà qualcuno che in questo momento sta guardando questa diretta e magari qualcosa di più capisce, ma altrimenti
se aspettiamo il sistema dell'informazione siamo dei pazzi. Io ex Fattorino, cos'è che dice il Corriere della Sera, ricopiando per la quarta volta l'articolo di Roncone, no? Così, questo tipo sembra un pazzo che se l'è sognata di notte, no, sta roba, e quindi niente. Ma la fa anche gli Stati Uniti, cioè, quindi forse pazzo. Per cui niente, insomma, noi ovviamente andremo avanti come trenini, pensando di riuscire a convincere veramente più persone possibili, perché ricordo a tutti quelli che dicono ma ci fossi io, se c'ero io, così questo tipo, che non puoi dire schifo tutte le forze politiche, no? E poi se mi avessi votato con l'1%, se c'ero io, vedi cosa facevi, non facevi niente, perché anche qualora ci fossi arrivato e non ci arrivi, dopodiché con le altre forze politiche, quelle che tu tanto detesti, devi trattarci in modo tale da arrivare al 51%, perché sennò altrimenti non ci fai nulla, non cambi, come dico sempre io, nemmeno il colore delle fioriere del condominio. Bisogna avere il 51%. Nella maggior parte dei casi la tratti prima, ci sono delle questioni dove invece è anche giusto far rimarcare che è una tua iniziativa, no? Perché poi dopo, quando le iniziative diventano patrimonio comune di coalizione, a chi grida di più, no? Infiniti emendamenti o cose di questo tipo che vengono fuori, magari molto utili, che vengono fuori da nostre idee, no? E poi dopo vince chi c'ha l'ufficio stampa più strombazzante. Grande iniziativa di Fratelli d'Italia, grande iniziativa di Forza Italia. Le cose utili ci hanno sempre 100 papà, no? Le tasse, ma no, è colpa di questo, è colpa di quest'altro, no? Seminari. Ecco, questa è oggettivamente un'iniziativa specifica nostra, e quindi la rivendichiamo come Lega, la rivendichiamo, e chiudo con un aspetto politico. Perché? Ma perché questo rientra ovviamente, al di là del caso specifico MS, rientra in quello che noi stiamo combattendo, cioè il sovranazionalismo. Cioè voi immaginate una forza come la Lega, che è una forza autonomista, che vuole che i centri del potere siano il più vicini possibile al cittadino, anche per poterli contestare meglio, volendo, no? Mettiamola così, e che quindi trovava nell'aspetto sovranazionale dell'Unione Europea, e trova tuttora nell'aspetto sovranazionale dell'Unione Europea un pericolo molto grave, no? Rispetto alla sovranità nazionale. Figurarsi le cose mondiali, cioè nel senso, se una roba arriva da una cosa mondiale, tu dove vai a protestare? Ma da chi? Da uno che in quel momento sta volando a spese tue da Sydney a Bangkok, non immune, cioè, tale per cui tu sei un poco di più di una cavia d'esperimento, no? Non è esattamente quello che noi vogliamo, e quindi dal punto di vista della Lega la battaglia contro l'OMS non è altro che un altro passo di una battaglia contro i poteri sovranazionali, che ovviamente non si esauriscono con l'OMS. Non è che se noi usciamo dall'OMS domani i nostri problemi sono finiti, cioè abbiamo sempre quelli che abbiamo denunciato da tempo, dall'Unione Europea in giù, e che abbiamo ben presente. Per cui questo è un simbolo, così come quello che dico della bandiera dell'Unione Europea, no? Perché è importante? Perché sono dei simboli da un mondo globalizzato che deve essere smontato, no? Pezzo per pezzo, per ritornare a essere padroni a casa nostra. Tutto qui. Quindi anche dal punto di vista politico mi auguro che chiunque, anche i leghisti della prima ora, capiscano il motivo di questo tipo di battaglia. Grazie davvero per il fatto di aver sempre seguito tutto, e anche riuscire a far fare record di like la domenica sera, quando sicuramente avete cose migliori da fare. Insomma, siete sempre eccezionali. Grazie davvero, e da domani un'altra settimana di battaglia. Avete ascoltato Scuola di Magia.